La fede calcistica per i colori bianco-azzurri li ha uniti. Assieme hanno appena scritto una pagina storica, la straordinaria cavalcata in Lega Pro. La fede politica, almeno in questa campagna elettorale, li separerà. Silvio Alessi, patrono dell'Acragas, candidato sindaco della coalizione Agrigento 2020. Giovanni Amico, direttore generale del Gigante, designato assessore da Lillo Firetto. Non si sono fatte attendere le reazioni e le polemiche. La presenza di Giovanni Amico potrà rappresentare un tassello importante per lei per togliere terreno sotto i piedi di Silvio Alessi? Ma no, non è stata fatta in questo modo. Io ho tantissima gente che frequenta quegli spalti lì e che voteranno per me, questo mi pare che sia notorio. Questa idea per cui io tifo per l'Inter e poi voto Moratti non l'ho vista da nessuna parte. Silvio Alessi certamente non avrà gradito, così come non ha gradito la scelta del PD che dopo aver voluto e sponsorizzato le primarie è fuggito fra le braccia di Firetto. Sensazione le fa oggi non vedere il PD al suo fianco? Ma il PD ha fatto la sua scelta, secondo me una scelta che non è stata giusta perché ha sconfessato la volontà di 4.200 agrigentini che hanno votato per le primarie. Ha voluto appoggiare un altro competitor sindaco, candidato a sindaco di Agrigento, gli auguro buona fortuna, che dire, sono delle scelte politiche che a me non interessano.